Promette scintille l'incontro tra Via dell'Acciaio e Sori qui all'Italo Ferrando di Cornigliano. Entrambe le compagini ne vengono da 2 vittorie di 3 punti oggi. Sarebbero fondamentali per restare agganciati alla zona playoff a 2 giornate dal termine. Chi sbaglia è tagliato fuori, con una chance in più evidentemente per gli ospiti, attualmente terzi, avanti di 2 lunghezze proprio sui padroni di casa. Il Via dell'Acciaio parte forte, bellissima palla di Biagioli per Pastorino che supera Bassi in uscita, ma Cortese è bravissimo a salvare sulla linea. Poi ci prova Rossi con il destro, conclusione coraggiosa la sua, palla che termina sul fondo. Alla prima occasione utile però passa in vantaggio il Sori. La punizione di Azzaro è deviata dalla barriera, nonostante il disperato tentativo non può nulla Bruzzone. Ospiti in vantaggio al minuto 18. Poco più tardi poi il Via dell'Acciaio chiede l'espulsione di Guarducci per questa gomitata su Alessi. Di Maria di Chiavari ammonisce il numero 8. Nonostante la supremazia territoriale, il Via dell'Acciaio non riesce mai a rendersi seriamente pericoloso e dal secondo a fondo il Sori raddoppia. Branca serve Vinci Guerra che di prima libera Migiano a tu per tu con Bruzzone. Il numero 11 è freddo e con il destro insacca il 2-0. Partita incanalata sui binari favorevoli per gli ospiti, ma nel recupero della prima frazione Cervetto in acrobazia accorcia le distanze e riporta in vita il Via dell'Acciaio. Ci si attende tutta un'altra ripresa dai ragazzi di Repetto grazie alle immagini e al montaggio di Enrico Figus. Andiamo proprio al secondo tempo dove subito in avvio Rossi serve Cervetto. Il numero 5 avrebbe la palla della doppietta, ma la conclusione è debole e si spegne tra le braccia di Bassi. Dopo la botta di Guarducci che si perde sul fondo, i padroni di casa recriminano per questo atterramento di quaglie ai danni del neoentrato Perelli. Vorrebbero l'espulsione per il fallo da ultimo uomo, ma il direttore di gara ammonisce Perelli per simulazione. I botte e risposta sono continui. Dopo questa azione dalla destra Migiano conclude di destro, si oppone con i piedi Bruzzone. Non c'è tempo per rifiatare perché siamo già dall'altra parte. Azione insistita di Serra e poi Cervetto con il giro, palla sull'esterno del palo. Si dispera il numero 5 fra i migliori quest'oggi. Poi ancora Serra in area che va giù per l'ennesima volta. Di Maria non ascolta le proteste dei padroni di casa che vorrebbero il penalty e lascia proseguire. Il Sori va ancora vicinissimo alla terza rete sul rovesciamento di fronte. Pastorino salva sulla riga la botta di Migiano, poi Vinci Guerra spreca tutto. Poco dopo Quaglia interviene a 3 quarti campo ancora su Perelli. Il numero 5 già ammonito. Sori in 10 dalla mezz'ora della ripresa. Il Via dell'Acciaio sfrutta la superiorità numerica e riacciuffa il pareggio con questo bellissimo colpo di testa di Rossi. La gara torna in parità, ma il sorpasso definitivo arriva un minuto più tardi. Sul cross ancora di Rossi, Branca tocca con un braccio, calcio di rigore. Si incarica della trasformazione Perelli che di potenza sigla il 3-2. L'ultima chance per il Sori arriva a tempo quasi scaduto. Azzaro fa il centroavanti e serve Vinci Guerra che calcia fuori in diagonale. Vittoria in rimonta per il Via dell'Acciaio che grazie a questo successo raggiunge quota 48 punti in classifica agganciando al terzo posto il Pontedecimo.